E finale sarà. La De Longhi Treviso continua a scrivere nuovi capitoli storici. In una stagione nella quale ha fatto sua la prima Coppa Italia di A2 della sua pur breve esistenza, arriva il viaggio verso la finale che può voler dire il salto da sogno al massimo livello per tornare laddove Treviso merita. Dall'11 giugno al via la sfida contro Capodorlando e per arrivare a staccare il biglietto ci è voluta la miglior De Longhi in campo, concentrata e agguerrita, perché Treviglio voleva bissare la vittoria di gara 3, ma si è scontrata contro un muro. 78-57, più 21 al fischio finale. Un ritrovato Logan sul parquet, una difesa da mastini che impone agli avversari il 37% da 2 e il 29% da 3, mentre i cecchini trevigiani infuocano le retine. Dopo un primo quarto di potenza è ancora una volta la terza frazione di gioco, quella della svolta, quando i ragazzi di coach Menetti tengono gli avversari a 8 punti. Poi è amministrazione del vantaggio fino al tripudio nella tana di Treviglio. Ora si rifiata, ma solo per studiare Capodorlando e le sue insidie. Appuntamento con la finale.